clandestina nella mini market blitz della polizia locale con il cane antidroga nei pressi di Via Piave a Mestre, sequestrate cannabis e cocaina. Via Piave è uno dei simboli negativi di Mestre delle politiche dell'amministrazione. Ospite a Ring il candidato sindaco Martella ha illustrato come intervenire sulla versante della sicurezza. Paura nel tardo pomeriggio in via Miranese per il crollo di un albero sul cavalcavia della Melia. Traffico in tilt sul posto, vigili del fuoco, polizia locale, nessun ferito. Si finge idraulico, ottiene anticipi dai clienti, poi scompare con i soldi, centinaia le vittime nel nord-est finite nella trappola del truffatore seriale. Presentata a Caparsetti la nuova agenzia dell'abitare, un servizio gratuito rivolto alla mediazione tra inquilini e proprietari con l'obiettivo di stabilizzare il mercato delle locazioni. Tornano i dinner show nelle antiche sale di Cave Indramin Calergi, un'esperienza che segna l'inizio delle cene ufficiali e invita gli ospiti a varcare una soglia invisibile sospesa tra mito, seduzione e meraviglia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con una fumeria clandestina scoperta all'interno di un mini market. Siamo in via Piave a Mestre, il blitz della polizia locale. Dall'esterno sembrava un normale negozio etnico, un mini market. Una volta all'interno, però, gli agenti della polizia locale hanno trovato una vera e propria fumeria clandestina. I controlli degli agenti dei nuclei cinofilo e pronto impiego sono arrivati dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti riconducibili al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta arrivati, infatti, gli agenti della polizia locale hanno trovato all'interno del negozio, poco distante da via Piave a Mestre, 8 cittadini africani seduti su tavoli e sedie intenti a fumare e con bottiglie di birra a disposizione, oltre a varie dosi di marijuana, hashish e cocaina. Altre confezioni di sostanze sono state poi trovate a terra e nascoste addirittura dietro la carta da parati, individuate anche grazie all'intervento del cane antidroga Quad. Gli stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare dell'esercizio commerciale denunciata per violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe, per aver allestito parte delle stanze a fumeria clandestina e aver permesso che il locale fosse luogo di ritrovo per persone dedite al consumo di sostanze. Un rapporto è stato anche trasmesso al questore per i provvedimenti di competenza. Non è infatti esclusa una sospensione della licenza per motivi di sicurezza e ordine pubblico. L'operazione dimostra ancora una volta quanto sia importante il presidio costante del territorio e il lavoro integrato tra i diversi nuclei della polizia locale. Il commento dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. Via Piave, che è uno dei simboli negativi di Mestre e delle politiche di questa amministrazione comunale. Così ha detto ospite a Ring di Ferdinando Avarino Andrea Martella, candidato sindaco a Venezia, che si è concentrato proprio sui temi della sicurezza, guardando anche al governo Meloni. Ho accettato questa responsabilità con un grande senso del dovere e anche con una grande determinazione. La sfida per Venezia di Andrea Martella, candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative, parte dai grandi temi irrisolti del comune: la casa, l'economia, il lavoro, la gestione del turismo, lo spopolamento e soprattutto la sicurezza. Per questo, come ha raccontato a Ring, per la presentazione della sua candidatura ha scelto via Piave a Mestre. Via Piave in questo momento è uno dei luoghi simbolici in negativo della nostra città, di Mestre in modo particolare, una città dove esiste un grande problema di sicurezza e dove quindi bisogna fare delle politiche diverse da quelle che sono state fatte in questi anni dalla Giunta Brugnaro, che sono state fallimentari dal punto di vista della sicurezza dei cittadini. In questo come in altri campi, la soluzione dei problemi può e deve avvenire, ha detto Martella, anche attraverso un lavoro condotto assieme ad altri enti statali. Al governo nazionale non faremo sconti, ci vogliono le forze dell'ordine del territorio. Più persone, più uomini e donne. Più uomini, più donne, più risorse, maggiore presenza, maggiore controllo del territorio, maggiore attività investigativa. Il Comune può fare molto di più. Politiche di rigenerazione urbana,
interventi di carattere urbanistico, maggiore illuminazione, rivitalizzazione sociale e anche economica e commerciale, e accanto a questo politiche di prevenzione, politiche sociali, di integrazione che nel corso di questi anni sono state smantellate. Traffico in tilt oggi pomeriggio per un larice caduto sulla cavalcavia della Meglia. Siamo quindi a Mestre. Come vedete dalle immagini riprese dalla community di Occhio Spinea, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Lunghe code nel nodo stradale che porta alla tangenziale, mentre i tecnici erano a lavoro per il taglio e rimozione per liberare la circolazione. Nessun ferito o coinvolto, molti invece i disagi. Il cavalcavia è stato chiuso in entrambe le direzioni, le linee in transito sono state deviate su percorsi alternativi. Si finge idraulico, centinaia le vittime nel nord-est, compresa la provincia di Venezia, che sono finite nella trappola di un vero e proprio truffatore seriale. Intercetta i post degli utenti nei gruppi social, lascia un commento offrendo la propria disponibilità e si accorda in privato, talvolta scambiandosi anche il numero di telefono. Poi, una volta agganciata la vittima, fa scattare la truffa. Si spaccia come tecnico specializzato in lavori domestici, in particolare idraulici e riparazioni di elettrodomestici, ma anche sostituzioni di caldaie. Si tratta in realtà di un truffatore seriale. Nella sua trappola sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est. Quest'estate ha battuto a tappeto il territorio veneziano, ma ha girato anche nel trevigiano, padovano e bellunese. Il modus operandi è sempre il medesimo. Dopo aver intercettato la vittima, si presenta con una certa tempestività presso il domicilio del cliente, sfoggiando una tuta da lavoro e un borsone con attrezzi. Dopo un sopralluogo rappresenta la necessità di un anticipo per l'acquisto di materiale o pezzi di ricambio, nonché per le lavorazioni da effettuare. Una volta ricevuti i soldi, la trappola ormai è già scattata. Incassate le somme di denaro, il truffatore si rende irreperibile e blocca ogni contatto. Qualcuno ha perso 100 euro, altri 3,50 fino a 1.500 euro. Nel mirino del sedicente idraulico anche persone fragili, in difficoltà economiche o anziani con invalidità. L'uomo, che sarebbe residente nell'Asolano, nonostante numerose querele, fino ad oggi è rimasto impunito. E le vittime, che hanno cercato di mettere in guardia altri cittadini, sono state minacciate dal truffatore. Non solo, ma di recente ha cambiato il proprio nominativo sui social. Seriale ma anche impavido, il sedicente idraulico non disdegna neppure i pagamenti effettuati mediante bonifici o ricariche sui conti intestati allo stesso o alla compagna, utilizzando i dati ed emettendo fatture di una ditta che risulta chiusa da anni. Una vicenda che pone interrogativi sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla difficoltà di fermare reati seriali di piccolo importo. Conosciuto anche dalle forze dell'ordine, ma ancora libero di truffare chiunque. Tema casa presentata a Cafarsetti, la nuova agenzia dell'abitare, un servizio gratuito rivolto alla mediazione tra inquilini e proprietari, con l'obiettivo di stabilizzare il mercato delle locazioni e favorire affitti nel lungo periodo. L'idea è di accompagnare l'inquilino nella ricerca di un appartamento con degli strumenti che mettiamo a sua disposizione, il proprietario di casa, che possono essere anche enti pubblici o agenzie o enti previdenziali, ma anche privati cittadini, che hanno un appartamento che è rimasto non affittato e che invece vogliono affittarlo con delle garanzie. Nasce l'Agenzia dell'Abitare con l'obiettivo di svolgere un ruolo di mediazione e consulenza, facilitando l'incontro tra domanda e offerta abitativa e offrire assistenza tecnica, mediazione sociale e orientamento sui contratti di locazione. Per i proprietari prevede supporto fiscale, incentivi legati al canone concordato e maggiori tutele contrattuali. Per gli inquilini garantisce aiuto nella ricerca della casa, accesso ai bandi e gestione delle pratiche burocratiche. Una innovazione nel settore della politica della residenza veneziane che fa tesoro delle migliori esperienze in campo europeo e prova a riunirle qui con una sperimentazione di 3 anni. Un servizio gratuito rivolto a inquilini e proprietari dei comuni di Venezia, Marcone e Quarto d'Altino, promossa dal comune di Venezia con partner specializzati nel welfare abitativo. L'agenzia nasce inoltre per stabilizzare il mercato delle locazioni e favorire affitti a lungo periodo.
un nuovo servizio che va a dare una risposta a una fascia che oggi non trova nei servizi pubblici classici un'interazione con successo, e quindi quella fascia di reddito medio-basso, di persone che hanno un reddito sì ma non sufficiente per stare nel mercato privato senza alcun tipo di aiuto. Di Topolino davanti a un'emergenza enorme parla invece la CGIL di Venezia, che invoca regole e incentivi davvero efficaci e non strumenti di facciata in un mercato abitativo, fa sapere il segretario Daniele Giordano, drogato dal turismo e dalle affittanze brevi. La politica, torniamo a parlare dell'addio alla Lega del generale Vannacci, le reazioni di Venezia e dei politici veneziani. Le dimissioni del generale Roberto Vannacci dalla Lega hanno avuto l'effetto terremoto anche nella politica veneta. C'è chi dice l'avevo detto come Roberto Marcato e chi invece come Luca Zaia parla di un corpo estraneo nel partito, un film già scritto. Tra i veneziani il consigliere regionale Andrea Tomaello, ex vice sindaco di Venezia, sostiene che il partito vada avanti senza alcun problema. L'auspicio è di puntare continuamente su giovani amministratori come con Alberto Stefani alle ultime regionali, sulle tante realtà locali che la Lega ha, tante associazioni, tante persone a livello locale, e fare un buon risultato alle prossime elezioni. Ha deciso di rimanere nella Lega invece il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna. Ovviamente resterò nel mio partito, che è la Lega, perché credo fermamente nell'autonomia del Veneto e nel federalismo fiscale. E non ho letto da nessuna parte questi valori, non vedo da parte del generale Vannacci l'intenzione di difendere questi valori che per me sono imprescindibili. Quindi per quel che mi riguarda io rimango in Lega e auguro buona fortuna al generale Vannacci. Non rilascia dichiarazioni l'assessore al commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga, che, raggiunto al telefono, ha semplicemente detto di essere vicino al suo partito e di voler solo continuare a svolgere il suo lavoro per i prossimi mesi, fino alle elezioni amministrative. Parliamo adesso di pensioni. Sempre più veneti ricorrono ai fondi complementari, boom di giovani aderenti. A Mestre è presentato il bilancio di Solidarietà Veneto. La preoccupazione probabilmente è la prima emozione, la prima sensazione, dopodiché il veneto pragmatico, risparmiatore, prende consapevolezza del problema e lo risolve. Il problema delle pensioni non è un problema irrisolvibile, si prende atto della demografia, del mondo che sta cambiando, ma attraverso il risparmio a lungo termine il problema lo si risolve. Un territorio abitato da persone pragmatiche che, per consapevolezza sulle leggi, sull'incertezza del futuro e facendo lavori spesso precari, investono sempre di più sui fondi pensione. Quello di Solidarietà Veneto ne è un esempio: 180.000 gli aderenti a inizio 2026 e un patrimonio netto intorno ai 3 miliardi di euro, a crescere soprattutto i giovani. Circa 12.000 nuovi associati, il 50% ha meno di 35 anni, quindi vuol dire che passa un messaggio tra i giovani sulla necessità, quindi parlerei di consapevolezza da parte di questa fascia di giovani. C'è un crescente interesse da parte soprattutto delle giovani generazioni al tema della previdenza complementare. La previdenza pubblica è stata varie volte modificata dal punto di vista normativo negli ultimi anni, le ultime modifiche proprio con l'ultima legge di stabilità, che hanno suscitato un grande interesse, quindi su un substrato di interesse complessivo nell'anno 2025 ci prospettiamo, ci orientiamo adesso nel 2026 ad una ulteriore crescita. Il Veneto è una delle prime regioni in Italia per persone che aprono un fondo complementare. Nonostante questo, dai dati raccolti emergono chiare disparità di genere nell'accesso ai fondi di previdenza complementari. Che viene amplificato da una serie di problematiche legate a quelle che sono poi le dinamiche del mercato del lavoro. Le donne, come anche i giovani, vivono oggi un sistema un po' più fragile per quanto riguarda il mercato del lavoro, perché hanno contratti a tempo determinato, stipendi magari un po' più bassi. Quello che vogliamo sottolineare è che deve entrare nella cultura dei lavoratori, ma anche delle imprese. A prescindere dal comparto di appartenenza, il fondo rappresenta un riferimento per tutti i lavoratori della regione, fa sapere il segretario generale di UIL Roberto Toigo, necessario per questo implementarlo. Favorire la consapevolezza che c'è bisogno di previdenza integrativa, c'è bisogno di costruirsi il secondo pilastro della previdenza per i cittadini e cittadini del nostro Paese.
Presentato al Liceo Stefanini di Mestre, il polo didattico di Venezia dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza, un nuovo presidio universitario pensato per rafforzare l'offerta formativa sul territorio e ampliare le opportunità di accesso all'istruzione universitaria per studenti e professionisti. Il polo, ha dichiarato il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza, Bruno Botta, rappresenta un'opportunità per giovani e professionisti del territorio. Sono inoltre previste iniziative di orientamento. Emozionante serata all'M9 di Mestre, si è parlato di anoressia con un racconto, una testimonianza di vita. Quello che non ho visto arrivare è il racconto drammatico di un padre che vive il tunnel buio dell'anoressia, attraversato dalla figlia Emanuela, ma anche ciò che resta di bello. Lei non ce l'ha fatta, ma questa testimonianza, coraggiosa e preziosa come un dono d'amore, potrà salvare altre vite. L'autore è Giorgio Perinetti, che ha messo in gioco anche il suo dolore. Perinetti, ex direttore generale del Venezia Calcio, ma anche manager affermato e di successo del calcio italiano, dallo scudetto con il Napoli di Maradona alla Roma a tanti altri top club italiani, è soprattutto un grande uomo. È un libro scritto con la volontà di raccontare un'esperienza vissuta, portare una testimonianza da genitore, da trasmettere ad altri genitori, ma soprattutto nella parte finale vuole essere un messaggio di speranza che la stessa Emanuela, che non ce l'ha fatta, però potesse dire: io non ci sono riuscita, ho perso il controllo, ma altre ragazze, altre Emanuela possono uscire dal tunnel, possono sopravvivere e godersi la vita. È un evento molto importante perché va a toccare un tema a cui tutti i genitori devono prestare la massima attenzione. Penso che il modo migliore sia quello proprio di sensibilizzare e chi ha vissuto queste vicende lo può fare in maniera diretta, quindi penso che l'intento sia altamente nobile. Questa voglia di raccontare agli altri, di fare rete, perché questo fenomeno è molto diffuso e molto pesante, che riguarda naturalmente le famiglie. Il libro di Giorgio Perinetti, scritto con il giornalista Michele Pennetti, è stato presentato all'M9 di Mestre con tanti ospiti in un incontro moderato dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti. Tangibile l'emozione di tutti. Gli ospedali dell'ULSS 3 veneziana conquistano una certificazione di valore internazionale per la gestione dei traumi dopo 4 anni di monitoraggio. L'Istituto canadese Accreditation Canada ha premiato ben 117 unità operative e equip specialistiche, un riconoscimento che valorizza l'intera rete del trauma, dal SUEM 118 ai pronto soccorso, dalle rianimazioni alle ortopedie fino ai servizi di supporto psicologico. Premiata la rapidità di intervento, l'efficacia delle cure e il lavoro di squadra, un risultato che si aggiunge agli altri attestati di eccellenza già ottenuti dall'ULSS 3. Le acque alte continuano a Venezia, il Mose resta alzato giorno e notte in coincidenza ai picchi di marea, limitando i disagi per eventi e visitatori. In una settimana si contano circa 12 alzate, una tendenza destinata a proseguire fino a venerdì. Nonostante questo il carnevale non subisce stop grazie ai picchi di marea in orari compatibili con gli eventi. Resta intanto allagata in parte Piazza San Marco con grandi pozze davanti al palco, ma senza disagi rilevanti. Dicevamo per l'appunto il carnevale, conto alla rovescia anche per i dinner show. Il mito torna a cantare. Nelle antiche sale di Cava Endramin Calergi, tra velluti barocchi, luci dorate e sussurri di storie, prende il via sabato 7 febbraio il canto d'Ambrosia, l'official dinner show del Carnevale. Un'esperienza che segna l'inizio delle cene ufficiali e invita gli ospiti a varcare una soglia invisibile, sospesa tra mito, seduzione e meraviglia. Il viaggio ha origine da Olimpia, dove gli dei vegliavano sui desideri degli uomini e l'Ambrosia concedeva l'illusione dell'eternità. Da quel mondo il racconto si muove fino ai fasti della Venezia settecentesca, intrecciando epoche, simboli e suggestioni in un gioco raffinato fatto di sfide valorose, prove epiche e nobili divertimenti.
Ogni sera le sale si popoleranno di cantanti, musicisti, fakiri, ballerini, mentre le divinità dell'Olimpo si muovono tra gli ospiti come presenze vive e familiari. Tra duelli creativi, sorrisi compiaciuti e incontri inattesi, si sorseggia ambrosia come fosse un segreto condiviso, mentre il piacere dell'esperienza si intensifica grazie a un menù ricco e originale. Un cast di 20 artisti a livello internazionale trasforma ogni sera il palazzo in un organismo pulsante di attività. La musica avvolge le sale, i corpi dei ballerini e degli acrobati disegnano traiettorie impossibili. Il fakirismo sfida i limiti, la tarologia sussurra presagi. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 7 e domenica 8 febbraio, per poi proseguire da giovedì grasso 12 febbraio a martedì grasso 17 febbraio, giorno di chiusura del Carnevale. Non ho ulteriori aggiornamenti da Venezia, quindi tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.